Ancora un buongiorno a tutti voi, ben trovati a questo appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Non ci sono isole felici e questa è la conclusione della visita di 2 giorni della Commissione parlamentare antimafia in Friuli Venezia Giulia, commissione secondo la quale non ci sono evidenze di mafie strutturate anche se esiste il pericolo di infiltrazioni. Ascoltiamo il presidente della Commissione Marco Pellegrini e il deputato Nicola Pellicani nelle interviste di Andrea Pierini. Presidente, è iniziato il lavoro a Trieste in Friuli Venezia Giulia, non ci sono isole felici, però al momento non ci sono evidenze di grosse infiltrazioni da parte della malavita organizzata. Come ha giustamente detto lei, non ci sono evidenze di mafie strutturate e radicate sul territorio. C'è un pericolo che è consistente, che tutti i soggetti che abbiamo audito, tutti i soggetti istituzionali hanno evidenziato, un pericolo di infiltrazione delle mafie su questo territorio, anche per il fatto, per la circostanza che arriveranno su questo territorio ingenti fondi dal PNR, superiori ai 400 milioni di euro, e altri fondi ancora più ingenti arriveranno dai cofinanziamenti di soggetti terzi e soggetti privati. Si stima che si arriverà a investimenti compresi tra 1,2 miliardi e 2 miliardi. È ovvio che una tale massa di denari stimola l'appetito delle consorterie criminali e quindi l'attenzione che il territorio deve avere deve essere massima, e noi come Commissione antimafia vogliamo fare il nostro ruolo, vogliamo dare il supporto massimo alle istituzioni locali ma anche alla cittadinanza per far sì che queste infiltrazioni siano contrastate nel miglior modo possibile. C'è timore di infiltrazioni da oltre confine di mafie balcaniche, di criminalità organizzata ai Balcani, o al momento gli inquirenti non vedono questa criticità? La criticità maggiore e quindi la preoccupazione maggiore è più nei confronti delle nostre mafie autoctone, ma non si può escludere una eventuale infiltrazione che provenga anche dall'estero. Il porto resta attenzionato, però avete parlato di un sistema eccellente che consente un ottimo controllo delle merci. Il porto è assolutamente attenzionato e deve continuare a essere attenzionato, però noi dobbiamo, ripeto, fare i complimenti al porto, alle autorità di sistema portuale, ma non solo, che opera, la Guardia di Finanza, le forze dell'ordine, che operano davvero in maniera ottimale, è venuto fuori dalle audizioni, e quindi noi di questo siamo particolarmente soddisfatti. Onorevole, non ci sono isole felici, questa è una frase che dite spesso perché bisogna mantenere alta l'attenzione. Ci sono stati degli episodi controversi anche che hanno riguardato venditori ambulanti collegati alla camorra, ma l'attenzione è altissima. I fatti dimostrano che non esistono isole felici perché le mafie sono fenomeni globali che interessano tutto il mondo, in particolare l'Italia. Tutte le regioni del nord sono state interessate da progetti, da inchieste molto pesanti. Nel Friuli Venezia Giulia ci sono evidenti penetrazioni e presenze di mafie, legate soprattutto al confinante Veneto, dove recentemente ci sono state inchieste che hanno portato a oltre 200 arresti. Recentemente, anche dove competente è la Procura di Trieste, c'è stata l'inchiesta che ha riguardato gli ambulanti di Bibione, che è un segnale, se volete, su un'attività molto anche non ricca, che però evidenzia come la presenza della criminalità organizzata sia diffusa in tutti i territori, e riguarda soprattutto i tradizionali campi di investimento delle mafie, ovvero l'immobiliare, il commercio, l'edilizia, nella consapevolezza che le mafie sono fenomeni sempre più economici. C'erano anche tanti bambini tra il centinaio di persone che ha partecipato a Lignano all'iniziativa di Lega Ambiente Puliamo il Mondo, organizzata per Lignano dal locale Centro Giovani. Una giornata che ha portato anche alla scoperta di 2 piccole discariche abusive, una con gonfiabili rotti, la seconda con scarti di un cantiere. C'era per noi Giancarlo Virgilio. Cosa sta trovando in spiaggia? Tante plastiche e sigaretti, più di cose, di tutto, sì. Anche borse, anche polystyrene, polystyrene, esatto.
Come sta andando la caccia al tesoro? Molto molto male, nel senso che stiamo trovando di tutto e di più in pochi metri, in poche centinaia di metri. Lattine, plastica, cartacee e soprattutto mascherine e tantissimi mozziconi. Voi venite da Udine? Noi veniamo da Udine Come mai? e così ci piaceva l'idea di pulire il mondo, di essere anche noi attivi così in un senso civico, indipendentemente dalla nostra zona di provenienza. Io non frequento Lignano abitualmente, ma sono venuta qui volentieri perché mi sento cittadina del mondo. È qua con i suoi figli, insomma, per insegnare anche il rispetto. Sì, sono venuta oggi qua per portare anche i bambini perché capiscano l'importanza di avere un mondo più pulito, perché la spiaggia è sempre bella, loro la usiamo anche noi ed è giusto che imparino il valore di apprezzare le cose belle, pulite e sane. E a dare una mano per la pulizia delle spiagge c'è anche un gruppo nutrito di ricercatori muniti di metal detector. Chi siete? SOS Nazionale Metal Detector. Ci occupiamo della pulizia di parchi, zone, spiagge, aree urbane, ricerca di armi, droga, oggetti preziosi, anche se qualcuno dovesse avere necessità. Ecco, se trovate soldi oppure catenine, cosa ne fate? Beh, lì sta nella coscienza di ciascuno. Oggi tutto il denaro ritrovato verrà devoluto in beneficenza Legambiente. Gli oggetti preziosi, la normativa vuole che vengano riconsegnati ai carabinieri e dopo un anno con apposita denuncia vengono o riconsegnati ai legittimi proprietari oppure dopo un anno vengono dati al ritrovatore. Per adesso la caccia come sta andando? Ma abbiamo trovato parecchi pezzettini di lattina, stagnole, tappi del gelato, del succo di frutta, della birra, questi oggetti qua che ogni ricercatore normalmente porta via con sé alla fine della ricerca per poi smaltirli. Tre, due, uno! Puliamo il mondo! Stiamo lavorando per noi, questo è il motto dell'iniziativa che si è svolta a Lignano. Di cosa si tratta? È un'iniziativa in collaborazione con Legambiente Pordenone, abbiamo aderito al loro progetto Puliamo il Mondo, noi siamo il Centro Giovani Lab Park di Lignano Sabbiadoro e insieme all'assessorato all'ambiente, all'assessorato alla cultura, all'ufficio alle politiche giovanili abbiamo coinvolto i giovani e tutta la comunità per la pulizia del nostro territorio di Lignano. Ci siamo suddivisi in gruppi, oggi eravamo presenti un centinaio di persone e siamo andati insomma a pulire la zona di Lignano, un gruppo in spiaggia, un altro gruppo verso il faro, verso la pista ciclabile che attraversa Bell'Italia, un gruppo anche a Riviera. Tanti bambini coinvolti, le famiglie. Sono state coinvolte sì le famiglie, il bello è stato vedere appunto sia i bambini accompagnati anche dai loro genitori e anche dai loro nonni. Noi abbiamo fatto il gruppo giovani del nostro centro giovani, noi siamo inseriti all'interno di un parco pubblico comunale e abbiamo fatto squadra, abbiamo pulito insieme ai giovani lignanesi una parte della spiaggia. Una giornata interamente dedicata alla natura, al rispetto per la natura, che si conclude con una piantumazione simbolica. Sì, certo, questa è ovviamente un'iniziativa di carattere simbolico, ma nel momento in cui questa è stata proposta dal Consiglio Comunale dei ragazzi assume un significato importantissimo, cioè l'onda lunga dei giovani che si stanno interessando sempre più del clima, dell'ambiente, si sta allargando. Quindi è un'iniziativa che noi come amministrazione comunale vogliamo applaudere ovviamente a tutti i ragazzi, ovviamente questa sarà un'occasione molto probabilmente che sarà ripetitiva, quindi io ritengo che ogni anno verrà piantato un albero per incontrare sulla strada ovviamente del miglioramento dell'ambiente. Io mi auguro, ne faremo tutti gli sforzi possibili e immaginabili perché la gente prenda coscienza di un tanto, perché ne va di beneficio a tutti quanti.
Questa mattina un incontro con gli studenti del Marinelli, stasera al Teatro Plinio Cabassi di Sedegliano, una serata aperta al pubblico sulla poesia di padre David Maria Turoldo. Ne abbiamo parlato con due importanti poeti e scrittori. A 105 anni dalla nascita, Sguardi di poeti. Raccontiamo intanto cos'è questa iniziativa e in che appuntamenti si articola. È un'iniziativa che vuole ricordare e quindi fare memoria del poeta e frate di Coderno di Sedegliano, padre David Maria Turoldo, di cui il 22 novembre ricorrono i 105 anni dalla nascita. Il centro studi Padre Turoldo, che ha sede a Coderno, insieme all'Associazione Culturale Musicale Armonie di Sedegliano, al Comune e alla Fondazione Pordenone Legge, organizza una serie di incontri. Oggi abbiamo avuto un importante appuntamento presso il Liceo Marinelli di Udine. Questa sera avremo un incontro con i poeti a Sedegliano e la prossima settimana, sabato 20, ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica dedicata a padre Turoldo nella sua casa natale a Coderno. E allora dicevamo, Sguardi di poeti, la poesia accende la vita, il tema che è stato quello dell'incontro di questa mattina, e questa sera ci si interrogerà anche su come guardare il mondo di oggi, forse con gli occhi della poesia. Allora, da cosa partire? Dalla poesia di Turoldo? Chiedo appunto anche relativamente alla vita odierna, cioè cosa lascia in questo senso? Turoldo è un personaggio importante oggi, come è stato ieri, ma oggi è importante perché offre l'esempio di una vita e di una poesia che viene dalla propria radicale esperienza, dal fatto di un impatto, di un interrogativo, insomma, di un'interrogazione fondamentale con cosa ci sto a fare il mondo, che cosa chiede il mondo da me, e che è un fatto che la poesia sì, deve essere quello che si ripropone sempre, non è fatta di cliché o di cose che si ripetono, di temi che vengono raccontati o ripresi. E nella poesia di Turoldo noi troviamo oggi una individualità, un'esistenza spesa per l'ascolto, per la celebrazione della vita, qualche cosa che non si è mai peritato di misurare a once, ma sempre nei grandissimi temi, nel grandissimo mare dell'esistenza, insomma. E questo dà un esempio per tutti, ma anche per noi un'esigenza di approfondimento di quello che è stato la sua opera, di quella che è stata anche qualche cosa che ci vorrebbe ancora, insomma, un legame profondo tra la vita, tra quello che uno si sente chiamato all'esistenza e quello che sono le parole che si usano, perché le parole sono molto importanti. Davide Rondoni, è un invito insomma anche a riscoprirlo, magari chiedo anche nel quotidiano, anche da parte dell'uomo comune, chiedo anche a lei, insomma, a oltre un secolo dalla nascita, che cosa lasciano queste poesie? Sai, intanto bisogna intendere su cos'è l'uomo comune, cioè chiunque, no? Quindi sì, Turoldo fa parte intanto del panorama friulano quasi come una montagna, cioè una presenza importante, verticale, meravigliosa, e poi le sue parole hanno già seminato tanto in tante persone che l'hanno seguito, che l'hanno letto, che l'hanno ascoltato. Io credo che, per stare alla sua espressione, Turoldo cosa ha da dire all'uomo comune? Ha da dire la provocazione che i poeti e un po' i profeti come lui danno sempre. La vita è una sfida molto alta, molto importante, bisogna vivere con il cuore a quell'altezza e con l'apertura agli altri, al mondo così intensa, se no si rischia di vivere poco, e Turoldo invece è uno che ha vissuto molto e ha fatto vivere molto. Visto che c'è stato l'incontro con i più giovani, insomma è accessibile anche da questo punto di vista, consigliabile, non lo so. No, i ragazzi accedono a tutto, basta che gli adulti non gli nascondano le cose, quindi se gli adulti non nascondono le cose, i ragazzi accedono. E a Coderno è ancora intatta la casa così come l'aveva vissuta, così come l'aveva accolto da bambino, una casa che viene raccontata anche nei versi da Mia infanzia d'oro, una poesia che abbiamo l'onore di sentire proprio dalle vostre voci. Ancora infatti l'umile porta, ancora quella la finestra, a cammino per il fumo
che a Nembi si addensava contro il soffitto e tu, come allora, dentro la nuvola. Mancavamo noi, volati via come uccelli, non più tornati al nido, e lei dalla piccola finestra a salutarmi, mandi frut, mentre riprendo la strada. E noi ci ritroviamo tra pochissimo con la seconda parte di A voi la linea. Bentornati ad A voi la linea, parliamo di Diabolic che riprende vita grazie ad un nuovo film girato in parte anche nella nostra regione, in particolare tra Trieste e Cividale, con gli scenari del Natisone e di Ponte Romano a Premariacco, in particolare sui luoghi delle riprese è nata per noi Isabella Gregorato. Allora andiamo da lei. Un saluto ai nostri amici telespettatori da Premariacco. Siamo praticamente dietro il set, siamo nelle quinte del set del film Diabolic. Alcune scene vengono girate proprio oggi qui sotto il Ponte Romano. Ci dovrebbe essere il tuffo di Eva Kant all'interno, proprio nella gola, nelle acque del Natisone. Riusciamo a vedere poco chiaramente, però abbiamo con noi il presidente della Film Commission, FVG Film Commission, Federico Pogliucci, e quindi con lui magari riusciamo ad avere qualche indicazione, riusciamo ad avere alcune curiosità. Tra l'altro dobbiamo dire che proprio dietro Pogliucci e dietro il vice sindaco di Premariacco abbiamo Demis Ermacora, c'è l'auto della polizia. Pogliucci, ci spieghi lei, ci dica tutto quello che si può dire sul film. Beh, Diabolic evidentemente è ambientato anni 60 e quindi anche i mezzi li abbiamo recuperati e poi customizzati come polizia di Clerville d'epoca evidentemente. Oggi giriamo una scena molto importante qui sul Natisone perché è appunto una fuga di Diabolic e Eva inseguiti dagli ispettori Ginco e Palmer, che si conclude però con questo famigerato tuffo nel Natisone perché Eva, messa alle strette, l'unica via di uscita è tuffarsi. Ecco, dobbiamo dire che ci sono altre zone scelte qui in regione per girare il film, a parte Trieste, però ci sono anche altre aree, soprattutto boschi. Sì, noi gireremo, in tutto stanno 3 settimane, la troupe sta in Friuli Venezia Giulia 3 settimane e mezza. Gireremo a Trieste parecchie ambientazioni dove già girammo 2 anni fa il primo episodio, ma poi però abbiamo fatto 2 giorni di ripresa sul Monte San Michele in un bunker. Oggi e domani siamo qui sul Natisone, un piccolo sconfinamento in Slovenia in un bosco a Socerb, più o meno queste sono le location. Che effetto fa riprendere una tematica, un tema già affrontato nel 68 ancora, no? Perché Diabolic, il primo, lo ricordiamo, girato in quell'epoca. I fratelli Manetti hanno sempre avuto il sogno di rifare il Diabolic di Bava, diciamo. E appunto io ricordo che stiamo girando il secondo episodio, ma è importante ricordare che il 16 dicembre esce nelle sale il primo. Io l'ho visto in proiezione privata con i registi, è veramente un grande film, e quindi il 16 dicembre esce il primo Diabolic da quei tempi ad oggi, diciamo. Senta, poi dovuto uscire molto prima, purtroppo le note vicende anche rispetto all'apertura delle sale lo hanno fatto, però hanno voluto comunque attendere di uscire in sala e non andare su piattaforma come tanti hanno fatto quando le sale erano chiuse, perché è un film da sala assolutamente. Curiosità, ci sono degli aneddoti, ci può raccontare qualcosa? Perché sai, i nostri telespettatori sono curiosi perché vedono che siamo qui, magari vorrebbero sapere qualcosa di più. Ma, per esempio sulla scena di oggi, io li ho portati qui a giugno a fare il primo sopralluogo, si sono innamorati di questa meravigliosa forra e ovviamente, come vi dicevo, c'è un inseguimento a piedi tra Diabolic e i poliziotti, Diabolic Eva e i poliziotti.
conoscendo non è facile correre lì su queste, quindi per esempio Miriam Leone, che interpreta Eva Kant, che ha sempre gli stivali laccati alti, ha delle scarpe da ginnastica che hanno ricoperto con lo stivale laccato, per dirne una, ecco. Ma si tuffa lei personalmente oppure la sua controfigura? No, evidentemente no, anche perché l'ha rifatta più volte, quindi se si tuffasse lei poi si dovrebbe attendere, a parte che non lo sa fare credo, ma attendere che si asciughi eccetera. Quindi abbiamo 2 controfigure, 2 tuffatrici della Triestina Nuoto che si tufferanno una alla volta e l'altra poi andrà ad asciugarsi. Oggi siamo stati anche fortunati perché diciamo c'è un bel sole, la temperatura non è male e l'acqua a 11 gradi, quindi non dico che farei il bagno anch'io, ma prima gli ho detto a Miriam Leone, gli ho detto guarda che l'acqua a 11 gradi potresti farlo tu come battuta. E comunque saranno con la tuta? Assolutamente, sotto ai costumi di scena hanno i cerotti di Thermocare, così facciamo anche pubblicità, non so come chiamarli altrimenti, e poi dell'intimo termico evidentemente, sì. Senta, il Friuli Venezia Giulia è di frequente, no? Fa frequentemente da scenografia per film importanti. Quindi abbiamo queste caratteristiche che andrebbero ulteriormente valorizzate. Certo, sì, la Regione da qualche anno spinge attraverso la Film Commission su questo versante, io credo che sia molto importante, infatti la cosa più importante è il fatto che questa attività porta un grande indotto in Regione, un indotto economico. Cito il caso di Diabolic che sta solo 3 settimane ma spenderà tra i 600 e i 700 mila euro in regione, un indotto occupazionale, ci sono in questo film 18 maestranze locali che lavorano continuativamente, ma ripeto questo è un film abbastanza piccolo, se prendiamo serie televisive tipo Volevo fare la Rockstar o La Porta Rossa l'indotto economico sale sopra il 1 milione e le maestranze impiegate sono molto di più. Credo che in questo caso forse il sindaco è d'accordo con me, però l'effetto più importante sia l'effetto d'immagine, perché l'immaginario Diabolic nell'immaginario collettivo italiano è così importante e identificare per il pubblico Genf con Trieste, Premariacco e Monte San Michele resta, e anche dal punto di vista turistico questo poi può portare dei grandi benefici, credo. Ecco, con noi il vice sindaco di Premariacco, Demis Ermacora. Abbiamo detto qualche piccolo problema per quanto riguarda il tuffo, problemi superati, è vero? Vero, problemi superati, perché comunque il divieto di balneazione del 1984 è un divieto comunque decaduto nella sua funzione, nel suo essere, quindi i problemi dei tuffi e della balneazione nel fiume Natisone in questo caso non esistono e dispiace per questa piccola circostanza, perché comunque questo evento di avere Diabolic qui, quindi di avere le riprese presso la Forra del Natisone qui a Premariacco sono un elemento molto importante in termini di valorizzazione sia turistica che paesaggistica del nostro territorio. Ricordiamo, la Forra del Natisone è sì a Premariacco, ma è un patrimonio di tutti e noi lo vogliamo valorizzare, soprattutto l'amministrazione De Sabata in questo caso. Dal primo giorno di insediamento il nostro sindaco Michele ha sempre voluto mettere nel suo punto principale dell'agenda la valorizzazione di questa nostra peculiarità e delle bellezze del nostro territorio. In essere ci sono 2 progetti molto interessanti che posso anticipare, insomma uno è stato di concerto progettato con FVG Strade, ovvero la riqualificazione del ponte romano in questo caso con l'allargamento della sede stradale e la presenza anche di un camminamento per poter ammirare la Forra, quindi a sbalzo verrà realizzato questo camminamento e questa pista ciclabile ed inoltre dove adesso l'attrice andrà a fare comunque questo famoso tuffo ci sarà la possibilità di realizzare un parco dedicato al Natisone con delle strutture atte proprio ad ammirare questa bellezza che noi abbiamo sul nostro territorio, con la realizzazione anche di un parcheggio, quindi finalmente andremo a eliminare il famoso problema dei parcheggi di Premariacco Beach. Allenatori della provincia di Udine a lezione da Luca Gotti, li ha incontrati appunto ieri sera il tecnico dell'Udinese, ne abbiamo approfittato per fare un punto sulla situazione della categoria e dell'associazione con il presidente Gianni Tortolo. Gianni Tortolo, un appuntamento importante questa sera, un appuntamento di formazione e di approfondimento sicuramente molto atteso da tutti gli allenatori.
Senz'altro sì, avere tra di noi l'allenatore dell'Udinese, la squadra più importante della regione, è senz'altro un orgoglio. E ringraziamo il mister Gotti che ha accettato molto volentieri questo invito, e chiaramente c'è un aggiornamento per noi allenatori senz'altro, anche perché il mister Gotti parte dai dilettanti come giocatore e poi è arrivato come giocatore anche nei professionisti, come allenatore ha cominciato sempre nei dilettanti e poi è andato anche nei professionisti, quindi ha lavorato da solo con l'allenatore in prima e poi ha fatto anche da secondo, adesso è tornato a fare l'allenatore in prima, quindi ha delle conoscenze, tantissime conoscenze, immense conoscenze, e quindi stasera sarà una serata molto da imparare senz'altro qualcosa da questo allenatore con tanta esperienza, e poi c'ha una dialettica e una comunicazione di primo ordine, senz'altro. Possiamo fare un bilancio di come sta l'associazione allenatori, insomma che momento è per gli allenatori? Ma per gli allenatori in questo momento è un momento abbastanza intenso di lavoro. Per il gruppo di Udine stiamo organizzando, stiamo assistendo al corso UEFAC che si svolge a San Vito di Fagagna. È in programma, abbiamo fatto questo incontro con mister Gotti, è in programma anche la festa del mister a dicembre, a metà dicembre, adesso aspettiamo la conferma della data e quindi siamo impegnati senz'altro fino a fine anno abbastanza intensamente impegnati senz'altro. Insomma è una ripartenza in tutti i sensi. Sì, è una ripartenza, speriamo di continuare perché le voci e i numeri dicono che bisogna stare molto attenti, però noi ci crediamo e quindi andiamo avanti, lavoriamo con molta attenzione, certamente rispettando tutte le regole. Anche stasera qui abbiamo impegnato 6 persone solo per i controlli e quindi secondo me se tutti facessero quello che i controlli che abbiamo fatto noi stasera, probabilmente qualche numero più vantaggioso per noi ci sarebbe senz'altro. Si è parlato a livello di società comunque anche di defezione, comunque diventa sempre più difficile portare avanti con un discorso societario. Dal punto di vista degli allenatori ci sono numeri in crescita, numeri costanti, c'è chi abbandona magari anche proprio per gli impegni o per la situazione Covid oppure no? Ma sì, ci sono per impegni certi allenatori che abbandonano, certi allenatori che abbandonano per impegni di lavoro certamente, ma ci sono tanti corsi adesso, tanti giovani che stanno uscendo, venendo fuori, difatti sulle banchine si vedono che i giovani hanno preso il sopravvento, giustamente, perché hanno delle idee nuove e quindi è giusto che loro provino anche a livello di prime squadre. Ed è tutto per oggi, a voi la linea torna lunedì alle 12:45. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.